Abbiamo un regolamento comunale che parla chiaro su questo, sono state recepite delle ordinanze e quindi il regolamento ci permette poi, laddove vengono individuati dei fatti che sono contrari alla legge, insomma, di intervenire anche multando e quindi, insomma, sanzionando come si deve quelle situazioni illegali. Preganziol schiera i vigili urbani per difendere il decoro notturno della città. Almeno 3 notti a settimana le pattuglie della polizia locale provvederanno a controllare quanto accade lungo il terraglio. Un mercato del sesso a cielo aperto che da tempo costringe gli amministratori a correre ai ripari e più di qualche cittadino a lamentarsi. La domanda però non cala e anche le minacce di multe salate non hanno avuto fino a questo momento gli effetti sperati. L'obiettivo, spiega il primo cittadino, non è solo quello di combattere la prostituzione, ma più in generale quello di aumentare il livello di sicurezza. La polizia locale di Preganziol tornerà fuori alla notte in modo da poter essere presente non solo per la prostituzione ma anche per le altre problematiche, più generale il controllo del territorio ma anche, insomma, il controllo sul tasso alcolimetrico di chi viaggia, insomma tutte queste questioni collegate un po' alla vita notturna. Un tema, quello della prostituzione, che non smette di far discutere neppure in regione. Dopo l'ordine del giorno approvato a febbraio, le proposte referendarie sembrano essersi arenate. Adesso è necessario sollecitare le altre regioni, spiega Bond, per proporre un referendum a livello nazionale. Lo possono fare le regioni attraverso la legge nazionale e lo possono fare 5 regioni. La Lombardia lo ha già fatto. Noi dovremo farlo velocemente assieme a altre 3 regioni che andremo sicuramente a individuare e chiederemo al governo nazionale di indire un referendum per l'abolizione della legge Merlin e per la legalizzazione della prostituzione a livello del territorio nazionale. E su un altro referendum, sempre abrogativo, attualmente in attesa del parere della Cassazione, ripongono le proprie aspettative invece i leghisti. Il referendum abrogativo della legge Merlin, per questo motivo abbiamo raccolto oltre 500.000 firme già inviate a Roma e siamo in attesa di capire il pronunciamento di Roma rispetto a questa iniziativa.